Ragioneremo concretamente sulla valutazione che c'è del lavoro fatto del sindaco, le possibilità alternative e poi prenderemo una decisione. Ci sarà un incontro tra di voi oppure? Non lo so, io spero di sì. Di incontri tra il leader di Azione Carlo Calenda e il sindaco di Treviso Mario Conte alla fine ce ne sono stati ben due, non solo ieri sera al Bailo dove Calenda ha presentato il suo libro, ma anche stamattina a Cassugana dove i due hanno avuto un lungo colloquio, prove se non di un'alleanza formale, più probabilmente di un patto in vista delle elezioni amministrative di primavera, che avviene alla luce del sole, senza sotterfugi, così da mandare un messaggio agli alleati di Fratelli d'Italia che forti del risultato alle politiche avanzeranno senz'altro le loro pretese. Io dialogo con tutti coloro che vogliono portare un contributo, ovviamente Fratelli d'Italia è il mio alleato che siede già con me tra i banchi della maggioranza, però io non chiudo le porte a nessuno, soprattutto a coloro che vogliono portare un contributo positivo di idee e di persone per il bene della nostra città. Quindi non fermiamoci e fossilizziamoci su posizioni politiche, guardiamo al bene della comunità e se il bene della comunità significa allargare la base a idee nuove, persone nuove, non vedo perché non aprire un dialogo. Treviso laboratorio politico dunque, Calenda a parte un'eventuale alleanza con Conte incassa il via libera dei 3 consiglieri di minoranza ora passati ad Azione, avversari sui banchi dei 300 che potrebbero ritrovarsi presto dalla stessa parte del sindaco. C'è un modo diverso di fare politica che è quello di ascoltare i territori e riconoscere anche gli amministratori che si impegnano. Avete dei numeri importanti, ma avreste anche un candidato da proporre, sindaco, che non sia Mario Conte? Allo stato attuale no. Sì all'alleanza con Conte, no a quella con Fratelli d'Italia alla base del terzo polo l'ha posta come condizione. Sinceramente Fratelli d'Italia non so da chi siano rappresentati e che ruolo abbiano qua in città e cosa dicano, pertanto credo che sia anche difficile per un sindaco pensare di costruire qualcosa con dei soggetti che non ci sono.